Silenzio e bocche cucite in casa Acragas, ma di certo, secondo i bene informati, si sta lavorando sotto traccia. Su questo punto sono tutti d'accordo e le sorprese iniziano ad arrivare con il ritorno in città del patron Giuseppe Deni, il quale dovrà dare il proprio benestare sui contatti intavolati per una rosa ampia di calciatori. Ma secondo i soliti ben informati, alcuni nomi di grande interesse stanno iniziando a circolare con insistenza. Tra questi, l'ultima indiscrezione riguarderebbe l'attaccante classe 91 Gianmarco Piccioni, marchigiano di San Benedetto del Tronto, figlio di Enrico Piccioni, ex calciatore di Perugia, Cremonese NA ed allenatore di calcio con trascorsi in Bulgaria e Malta. Anche lo stesso Gianmarco, seguendo le orme del padre, ha maturato diverse esperienze andando a giocare all'estero, ma da pochi anni è ritornato in patria per indossare le maglie di Messina, Cireale e Matera. Gioca da prima punta e dal 2020 ad oggi ha segnato complessivamente 24 reti. Sicuramente si tratta di un bel colpo che, se messo a segno, aumenterebbe il potenziale offensivo della squadra. Per quanto riguarda la difesa, dopo la riconferma di Alfonso Cipolla, c'è un interessamento per Roberto Vitolo, classe 98. La scorsa stagione allicata, ma in passato con Nocerina, Pridia, Lamezia e San Cataldese. Ma è notizia di queste ultime ore che riguarda il possibile arrivo dell'ex attaccante del Catania, Takayuki Morimoto, classe 88, ultimamente a Taiwan con il Taichung Futura. Contemporaneamente si stanno intrecciando contatti con la vecchia guardia della scorsa stagione, operazioni un po' complesse in cui si dovrà tenere conto di una nutrita presenza di Hunter. In poche parole, nella rosa dovranno essere a disposizione del mister almeno 10-12 ragazzi per non correre rischi. Il campionato di Serie D è dispendioso, le trasferte sono molto lontane, anche se una decina di gare saranno derby siciliani. In casa biancazzurra si sta cercando di ridimensionare tutto, costi, ingaggi, ma nelle ultime ore balza una novità. Nel mirino della dirigenza biancazzurra ci sono anche alcuni giovani agrigentini di valore che hanno fatto esperienza in altre squadre di categoria. Di certo sarà un lavoro lungo, dove occorrerà avere molta pazienza, con lo scopo di presentare in ascella di partenza un complesso che sappia lottare a testa alta contro i club più blasonati e ambiziosi. L'unica certezza al momento è la data del prossimo ritiro, che sarà il lunedì 24 luglio, e prima di allora la rosa dei calciatori dovrà essere completa o quasi.